Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro Leone, sono direttore generale di CNA Veneto Ovest, associazione di categoria che ne ho costituita sostanzialmente a partire dal novembre del 2019, ha la competenza per occuparsi come organismo di rappresentanza dei territori della provincia di Vicenza e di Verona. Rappresentiamo come imprese, cittadini e pensionati più di 6.000 soci. Fondamentalmente, come associazione di categoria, CNA rappresenta e tutela gli interessi delle piccole, micro e medie imprese, soprattutto provenienti dal settore dell'artigianato, quindi coloro che sono iscritte all'albo artigiani e che svolgono sostanzialmente la loro attività di impresa. Accanto a loro ci sono evidentemente però anche tutta la platea dei cittadini che rappresentano insieme ai pensionati un'altra frangia importante della platea associativa. La pandemia è stata però un grave shock esterno per le imprese. Tutte evidentemente hanno avuto un calo di fatturato, ma cali di fatturato che vanno dal -5, -10 a -50, -60. Al di là delle categorie dei mestieri che ovviamente per motivi legati alla normativa hanno visto bloccare la loro attività, per tutti gli altri si è cercato sostanzialmente da un lato di capire quali erano le imprese in grado di superare questo momento molto particolare come shock esterno, e possiamo dire che una parte di queste sono quelle che negli anni precedenti hanno investito e hanno cercato di costruire una struttura di impresa, una gestione di impresa in grado di supportare di fronte a quelli che erano gli shock esterni come il caso della pandemia. Altre aziende che al contrario negli anni precedenti non hanno sostanzialmente investito, queste sono state quelle che hanno subito maggiormente il calo di fatturato. L'obiettivo per quanto riguarda CNA Veneto Ovest è quello di supportare ovviamente le une e le altre. Le une perché siamo riusciti con loro in questi anni ad aiutarle, a supportarle, a portarle evidentemente ad avere un passo di gestione di impresa diverso. Le altre ad aiutarle in questo momento e a spiegare a loro che lo scendere in piazza, senza nulla togliere a chi ha voluto scendere in piazza evidentemente, non è la soluzione, ma la soluzione passa attraverso una gestione di impresa che è strutturata, sapiente, e questo è il ruolo dell'associazione di categoria, che non è quello di affiancare le imprese ad andare in piazza a distribuire volantini, ma è quello di aiutarle in una cultura di impresa. Sicuramente le componenti più delicate sono state la parte di credito, che ha richiesto comunque un'assistenza di filtro, no? Con le banche. Questo è stato un ruolo fondamentale e con il Confidi Sviluppo Artigiano, che è quello con cui evidentemente operiamo sui territori. Un'altra partita è stata quella dell'area lavoro. Non parliamo solo di richieste di cassa integrazione a go-go, ma affiancarle per fare delle analisi di ottimizzazione del costo del lavoro anche con l'intervento evidentemente della cassa integrazione. Cito anche tutta la parte tributaria, perché evidentemente tutta la storia dei ristori e dei bonus a favore delle aziende ha richiesto comunque un'attenzione particolare nel calcolo. Ottenere il contributo, ottenere il ristoro, nel momento in cui questo non è praticamente riconoscibile, perché l'azienda non rientra all'interno dei parametri, ma lo ottiene comunque, scatta quella che è la sanzione penale nei confronti dell'impresa. Quindi diciamo, per fare sintesi, credito, area lavoro e fiscalità. Questi sono stati i tre ambiti diciamo strategici e più importanti per aiutare le imprese. Spesso viene identificata l'associazione di categoria come un organismo che non vive sul mercato. In realtà l'associazione di categoria è un'impresa a tutti gli effetti. Già a giugno
abbiamo iniziato con una pianificazione che permettesse per il prossimo triennio di prevedere tutta una serie di investimenti che si traducono sostanzialmente nel migliorare quella che è la competenza all'interno del sistema associativo. Questa è stata la prima partita. La seconda partita sarà un enorme intervento di trasformazione digitale dei nostri sistemi. Dico questo perché tutto questo si tradurrà evidentemente in un beneficio per le nostre imprese, perché il sistema associativo sarà in grado di meglio offrire rappresentanza e servizi per le nostre imprese. Questo che stiamo dicendo alle nostre imprese. Sul nostro sito cnavenetoves.it abbiamo prodotto un bellissimo white paper disponibile per tutte le imprese, in cui cerchiamo di tracciare un percorso di riposizionamento e di ripresa alla luce di questo grave shock esterno. L'invito che faccio è sostanzialmente quello di considerare la pandemia come una opportunità che permetta evidentemente di riflettere sui punti di debolezza e di sfruttarli e di portarli a beneficio del futuro.